Sono esasperato, non ho più santi a cui votarmi, mi sento abbandonato e inascoltato e noto drammaticamente anche, come dire, un certo disinteresse da parte della comunità e ormai è un si salvi chi può. All'ingresso una mano che impedisce l'entrata e due tavolini con aperitivo, salatini e palloncini al posto dei clienti. Noto per le sue singolari iniziative, il ristoratore mestrino Stefano Ceolin, disperato nel vedere il suo locale vuoto, ha pensato di coinvolgere proprio i cittadini. Alle sedie ci sono dei palloncini e poi per ogni palloncino spero di poter, come dire, ricevere una pacca su una spalla da clienti affezionati a cui il palloncino sarà dedicato con il suo nome. Ma Ceolin va oltre un'iniziativa provocatoria e da oggi inizia lo sciopero della fame. Io lo faccio come, voglio dire, forse con poca consapevolezza di ciò che significhi, ma con determinazione crescente con il passare delle ore, perché mi sento veramente umiliato. Oltre il danno la beffa, perché Ceolin si è visto arrivare anche il pagamento della Tari. Con scadenza 16 marzo, praticamente in 6 giorni si presume che io abbia la disponibilità per pagare anche oltre 2.700 euro. Tra l'altro copre un periodo in cui prevalentemente io sono stato chiuso, come l'ente che me la manda sa perché me l'ha chiesto mediante l'invio di una modulistica quest'estate. E nel frattempo non ci sono state entrate considerevoli nei ristori, se non uno a luglio. I costi perdurano inalterati, sicuramente non è facile assumere decisioni, ciò detto credo che moltissimi errori siano stati fatti e non siano state dette tutte le verità. Io in particolar modo attendo i ristori di ottobre e di Natale e in maniera agognante anche il decreto che deve venire, che tra l'altro quando arriverà comunque giungerà tardi. Ma Ceolin non molla e ha deciso di sfruttare la finestra del suo locale che si affaccia su Mestre per organizzare appuntamenti su tematiche attuali. Il prossimo sarà con uno psicologo.